Questo è l'ambiente montano in cui si svolge questa escursione. Raggiunta Chiusaforte si prosegue per la Varracolana per 2,5 km. Si prende quindi a sinistra la tortuosa strada che sale a Patocco. Complessivamente da Chiusaforte a Patocco sono 7 km. Da Patocco il sentiero 620 ci porta fino allo stabolo del Chinop. Da qui il sentiero 620 è dismesso, poche centinaia di metri, e poi attraversando la boscaglia raggiungiamo la Cannoniera. La discesa segue il percorso di andata. La piccola frazione di Patocco, praticamente disabitata, adesso raggiunta da qualcuno per i festeggiamenti di fine anno. Il borgo si presenta parzialmente ristrutturato. C'è perfino l'indicazione di un percorso per visitarlo. Prendiamo il sentiero CAI 620 che sale verso il monte Iovet. È una vecchia mulattiera che a suo tempo raggiungeva anche il Quel della Baretta. Attraversiamo un paesaggio spettrale. È ciò che rimane dopo il gigantesco incendio del 2013. Sopra di noi il Cimone, il Ciuc di Valiseta, il piccolo Iovet Blanc e il monte Iovet che noi stiamo percorrendo. L'incendio qui è durato più di 3 settimane e ha lambito l'abitato di Patocco. Proseguiamo la salita tra gli sfasciumi degli alberi caduti a ridosso della mulattiera. Troviamo ancora degli anelli rimanenti dalla Prima Guerra Mondiale perfettamente saldi nella roccia. Al bivio di quota 1130 c'era lo stabolo del Chinop. Non troviamo più alcuna traccia. Poche centinaia di metri sul sentiero 620, sentiero dismesso. Tentiamo un percorso su una traccia GPS approssimativa. Sotto gli sfasciumi un piccolo muretto. Forse è un'indicazione buona. Siamo fortunati, sotto una montagna di tronchi troviamo l'ingresso della Cannoniera. Felici del ritrovamento ci attrezziamo per entrare. L'unico segno recente è una piccola Madonnina all'ingresso. Una piccola frana all'ingresso, poi il resto è tutto perfetto, come più di 100 anni fa. Tutte le gallerie sono sane ed asciutte, non c'è un briciolo di umidità. Dopo poche decine di metri troviamo l'unico manufatto in cemento di tutto il complesso. Una grande vasca, lunga circa 3 metri, larga quasi 1,5 metri, per un'altezza di circa 1,50 m, colma d'acqua fino a pochi centimetri dal bordo. L'acqua è perfettamente pulita e trasparente. Non ha un rivolo di adduzione, non uno scarico o un troppo pieno. Non c'è umidità alle pareti e neanche alla base. Rimaniamo increduli a rammirare quest'opera,
Come fa l'acqua a rimanere a pochi centimetri dal bordo senza tracimare mai? È veramente un mistero. Proseguiamo la visita alle gallerie. Decine e decine di metri portano a delle grandi stanze, ognuna delle quali ha un'apertura predisposta per i cannoni. Questa è la prima che troviamo. Tutte queste gallerie sono state scavate in una roccia molto compatta. Le bocche da fuoco previste sono 4. Comunque questa è un'opera che non è stata completata e tantomeno utilizzata. Questa è una delle grandi stanze o caverne che hanno l'uscita verso la Val Raccolana. La terza apertura della cannoniera. Siamo all'ultima cannoniera, la numero 4. A ridosso dell'ultima cannoniera c'è una grande stanza, probabilmente prevista come deposito. Questo è l'unico posto in cui troviamo delle scritte. Sono fatte con del carbone di legna. Ed eccoci all'uscita. Scendiamo fra sfasciumi e sterpaglie fino a raggiungere il sentiero 620. Ecco, questo è il sentiero del Chinop. Un bel chinotto, è un'altra roba. Il sentiero 620 che a suo tempo portava verso il quel della Baretta, ormai dismesso causa le frane. Se qualcuno è interessato, sul nostro canale c'è il video 078 nel quale percorriamo il sentiero 620 fino al quel della Baretta. Scendiamo da Patocco verso il fondovalle. Al bivio percorriamo un breve tratto fino alla cascata Repeteit. Poco più su la trincea del Ponte delle Lastre. Questo è il ponte in pietra che collega le due sponde del torrente Raccolana. A poche decine di metri c'è la cascata del Rio Repeteit. Sono oltre 120 metri di salti. Ponte delle Lastre, con l'indicazione del percorso verso la trincea. Pochi minuti di salita ed è raggiunta. La postazione praticamente è una serie di piccole finestre predisposto ad un utilizzo di fucileria. L'orientamento è limitato verso Pezzeit a monte. Grazie di averci scelto e seguirci sul nostro canale. Ricordatevi anche di fare l'iscrizione e attivare la campanella.